col Presidente del Consiglio Nazionale di Architetti Pino Capochin, che ringrazio a nome mio e di tutto il Consiglio dell'Ordine degli Architetti. Devo dirvi che quando con l'amico Rino Lamendio abbiamo pensato a questo evento, lo abbiamo detto al Presidente nazionale, è stato felicissimo di venire qui, questo frutto di una grande attenzione. Quanto valuta un'iniziativa come quella di oggi a Santa Margherita del Belice? La valuto in maniera estremamente positiva, perché tra l'altro si innesca molto bene su quello che è il lavoro preparatorio al Congresso nazionale, e tanto è vero che ieri eravamo a Palermo, perché questa settimana siamo in Sicilia. Il Consiglio nazionale sta girando tutta l'Italia, 14 regioni. Quando Alfonso Cimino, il Presidente, mi ha chiesto se ero disponibile a venire, ho detto sicuramente sì, perché il tema del terremoto, così come è stato affrontato, è un tema importante anche a livello del Congresso, e noi siamo qui per ascoltare, perché è importante ascoltare, capire e dopodiché su ascolta di questo fare delle proposte concrete. Santa Margherita di Belice, che questi centri storici spesso non ce li hanno più proprio perché sono stati completamente distrutti. Allora è importante questa mattina il confronto, le idee, e avere questa gente così importante, questi architetti di fama nazionale, per avere degli spunti, per avere dei suggerimenti, per capire come anche le nuove generazioni possono appropriarsi di questo passato, di questa memoria, di questo vincolo intimo con il territorio che per certi versi manca. Santa Margherita ha una zona che andrebbe recuperata, sono due quartieri, San Vito e San Calogero, sono proprio il ricordo del terremoto, ed è un'opera certamente meritoria se noi riusciamo a recuperarli, a donarli alle nuove generazioni, chi non ha vissuto, perché la mia generazione è l'ultima generazione che ha vissuto a cavallo, cioè che ha conosciuto la Santa Margherita di Belice pre-sisma, la Santa Margherita di Belice dopo il sisma. Partiremo prima da un'analisi delle politiche di ricostruzione dell'epoca. In tal senso analizzeremo quella che è stata la città simbolo di quella ricostruzione, che è Gibellina, dove si è puntato molto sulla realizzazione di opere di architettura e opere di arte contemporanea, che avrebbero dovuto fare da traino per una ricostruzione di qualità sia dal punto di vista fisico che socio-economico e culturale, però qualcosa non ha funzionato perché i cittadini non si sono sentiti, diciamo, attratti dai nuovi luoghi che sono stati realizzati alcune volte vicino al centro come Montevago, alcune volte a 20 km come Gibellina. Perché non si sono sentiti? Nel caso di Gibellina non si sono mai sentiti integrati in quegli spazi enormi, grandi, sovradimensionati, non hanno trovato quella identità che loro vedevano invece nella gerarchia di vie, viuzze e cortili, che proprio rappresentavano l'identità del vecchio centro storico.